L'obiettivo è quello di innovare mantenendo alcuni punti di esperienza e figure che possano dare un contributo anche tecnico ai cambiamenti e alle sfide. A dirlo il sindaco stamani in comune presentando la sua squadra. Valentina Ghio, che sottolinea la presenza di 3 donne in giunta, tiene per sé programmazione urbanistica, edilizia privata, turismo, personale e l'attenzione al tavolo blu e alla pesca. Il primo cittadino ha poi ringraziato gli assessori del precedente mandato, oggi non più riconfermati, Giorgio Calabrò, Paola Bongiorni ed Enrico Pozzo. La scelta è caduta su riattribuire fiducia a Piero Gianelli e Lucia Pinasco, che hanno lavorato bene nel precedente mandato, hanno ricevuto una grande fiducia da parte dei cittadini, degli elettori, e inserire 3 nuove forze appunto all'ambiente, al commercio e anche una persona ai lavori pubblici come Paolo Valentino, che pur essendo da molto che non fa vita amministrativa ha avuto un'esperienza importante nei lavori pubblici, proprio per cercare di avere quel mix di innovazione e di competenza che credo serva alla città. Con la composizione della nuova giunta, tra i consiglieri comunali che subentreranno ci saranno ragazzi molto giovani, dice il sindaco, un segno di rinnovamento e protagonismo delle nuove generazioni. Le deleghe attribuite alla giunta determinano il subentro di 4 nuovi consiglieri, che sono Gabriele Ovindo, Gabriel Dell'Uomo, Daniela Mangini e Andrea Garibotto. Quindi un gruppo sicuramente pieno di entusiasmo e che avrà bisogno anche di essere coinvolto e seguito, perché credo che rappresenti un segnale davvero di speranza per il futuro della città. Ora, per la nuova giunta Ghio, è già tempo di mettersi al lavoro. Avremo già la prima riunione di giunta subito oggi per decidere la programmazione del lavoro e il primo consiglio comunale è previsto per giovedì 26, dove ci sarà la presentazione del programma al consiglio comunale della giunta e anche l'inserimento di una pratica relativa ad ATP che anche gli altri comuni soci stanno approvando in questi giorni.